Buongiorno, oggi siamo in tre, Fante, Cavallo e Re. Ci troviamo a Serri, in provincia di Cagliari, al santuario di Santa Vittoria. E siamo qui per proporvi uno dei posti sacri più belli e più interessanti della Sardegna, assieme alla nostra guida personale Renato, ma tutto questo dopo la sigla! Eccoci finalmente al posto sacro di Santa Vittoria, un'opera che è stata costruita attorno al XIII secolo a.C. Come potete vedere si tratta di una struttura che è stata realizzata in basalto scuro per la parte interna e un pochino più rotonda e basalto chiaro per la parte esterna. Qui possiamo vedere dei particolari molto importanti, sedili, e poi una canaletta che vedete proprio qui sotto di noi, che raccoglieva l'acqua che tracimava dal pozzo e la faceva scorrere lungo verso l'esterno. Uno dei riti più importanti che venivano appunto portati avanti in questo pozzo è senz'altro quello dell'ordalia, cioè una sorta di giudizio che veniva appunto applicato su varie persone e che consisteva nel far bagnare gli occhi all'imputato. Nel caso in cui fosse diventato cieco sarebbe stato appunto poi condannato oppure no. Ovviamente si parla di un qualcosa di magico che però è mescolato con il pregiudizio, nel senso che appunto gli stregoni si facevano già un'idea in precedenza della colpevolezza o no, e se volevano appunto colpevolizzare e fare diventare la persona un reo, cosa facevano? Prendevano delle sostanze urticanti, le mescolavano all'acqua e in quel caso sicuramente sarebbe diventato cieco. Ora proviamo a scendere molto lentamente, i gradini sono
abbastanza consumati, e salta subito all'occhio questa grande differenza fra appunto lo stato di conservazione dei gradini non proprio perfetta e tutto ciò che invece è veramente regolare a destra e a sinistra. Non è presente acqua in questo momento, per cui possiamo arrivare fino in fondo, e questa sensazione di avvolgimento è veramente indescrivibile. Vi vogliamo veramente invitare a visitare questo posto, perché, come abbiamo detto tante volte, le immagini dicono tanto, ma non possono assolutamente dire tutto. Lasciamo la parola alle immagini. Troviamo al tempio in Antis, che come vedete è un tempio che è ancora abbastanza ben conservato. La funzione è sicuramente una funzione religiosa, perché comunque all'interno sono stati trovati dei reperti che come tipologia appunto sono stati rinvenuti anche in altre strutture che avevano funzione sicuramente religiosa. Ecco, entrando possiamo apprezzare la struttura perfettamente circolare e la presenza di diverse nicchie all'interno delle quali venivano sicuramente collocate delle figure che in qualche modo appunto erano divinizzate, che facevano parte del culto che qui veniva appunto celebrato. Bene, salutiamo questo parco archeologico di Santa Vittoria e vi invitiamo assolutamente a venirlo a vedere. Ettari ed ettari ed ettari di meraviglia. Alla prossima!